Nei giorni scorsi sono state tolte le impalcature che avvolgevano Palazzo Sebellin, la sede dell'ex municipio comunale. La gente ora può vedere tutto Palazzo Sebellin nel suo antico splendore. Sono state rifatte infatti tutte le parti esterne, gli intonaci, è stato rifatto completamente il tetto e tutto l'ultimo piano. Ora mancano due parti centrali, il secondo piano e il primo piano. Per ordine della soprintendenza verranno anche demolite le scale. I lavori all'interno inizieranno a fine gennaio. Il costo complessivo di questo secondo stralcio è di circa 800.000 euro. A giugno si prevede che venga reso fruibile almeno il primo piano. Sarà la casa delle associazioni, troverà sede la Proloco, la Protezione Civile e tutte le associazioni di Rossano che dovranno condividere degli spazi, quindi nel momento in cui sarà fruibile l'amministrazione comunale metterà a disposizione un calendario e le associazioni sceglieranno quali giorni tenere per sé per poter incontrare i propri iscritti, per poter fare riunioni, per poter svolgere in modo consono la loro attività associativa.